Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Bene, buonasera a tutti. La sigla dice conducono Rossella e Gianluigi, ma invece Rossella anche questa sera non c'è, ha dato buca e ci sarà Roberto. Ciao Roberto. Roberto non c'è. Ciao. Ah, ci sei, eccoti qua. Ti sei aggrappato al cestello della mongolfiera, sei riuscito a salire? Tutto bene? Per tutto bene, siamo saliti. Bene, perfetto. Facciamo anche oggi un bel giro. Allora andiamo subito col primo brano che si chiama Cemento, che è di Valentina Lattazzi del gruppo Le Ultime Parole Famose, che poi sentiremo come sempre alla fine. Abbiamo l'ospite musicale verso tra un'oretta circa. Cemento di Valentina Lattazzi. Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi, ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani perché non so dire basta. Dimmi quanto tempo serve perché voglio uscirne adesso. Ho provato a non sporgermi troppo, tra il cornicione e il vuoto mi prenderà al volo solamente il cemento, ma io ancora ti aspetto. Dimmi quanto tempo Confondiamo le farfalle nello stomaco, ma solo il corpo che ci avvisa del pericolo. L'amore è semplice se non lo immagini dove non c'è. Giri il telefono dall'altra parte, nascondi lo schermo come il tuo sguardo mentre ti faccio domande, ti giuro non scherzo. Dimmi quanto tempo serve perché voglio uscirne adesso. Ho provato a non sporgermi troppo, tra il cornicione e il vuoto mi prenderà al volo solamente il cemento, ma io ancora ti aspetto. Dimmi quanto tempo serve. Non è un gioco di colpe, ma di pesi e misure. Il coraggio di cedere per la bellezza di sole parole forse da incoscienti. E le nostre scelte sono solo sintomi in cerca di un posto familiare. Devo ancora imparare. Dimmi quanto tempo serve perché voglio uscirne adesso. Ho provato a non sporgermi troppo, tra il cornicione e il vuoto mi prenderà al volo solamente il cemento, ma io ancora ti aspetto. Dimmi quanto tempo serve. Dimmi quanto tempo serve. È solo il corpo che ci avvisa del pericolo. Dimmi quanto tempo serve. Confondiamo le farfalle nello stomaco. Dimmi quanto tempo serve. È solo il corpo che ci avvisa del pericolo. Dimmi quanto tempo serve. Solo il corpo che ci avvisa del pericolo. Confondiamo le farfalle nello stomaco. Dimmi quanto tempo Bene, finisce la musica e quindi andiamo su con la nostra prima ospite, rimaniamo in zona, rimaniamo a Venezia con la nostra mongolfiera. Con noi sale sulla nostra mongolfiera Anna Messinis. Buonasera Anna. Buonasera. Bene, non ti dà fastidio la mongolfiera? Non soffri di vertigine? Bellissimo vedere il mondo dall'alto, Esatto, bellissimo. esatto. E anche Venezia è bella dall'alto, specie no, a vedere la zona di San Marco.
Perché abbiamo chiamato Anna? Perché Anna fa parte del comitato Fenice Viva. Raccontaci un attimino che cos'è questo comitato. Il Comitato Fenice Viva è un comitato che è nato a partire da un gruppo di abbonati del Teatro La Fenice, che subito hanno pensato di sostenere la protesta e le azioni che in generale stanno facendo le lavoratrici e i lavoratori del teatro, che appunto, come è noto, è iniziata contro la nomina di Beatrice Venezzi, per la modalità con cui è stata effettuata e perché i professori d'orchestra la ritengono inadeguata come curriculum al ruolo. E subito, come gli abbonati di lunga data, hanno capito che questa lotta che stavano facendo tutti i lavoratori e le lavoratrici del teatro era molto importante, perché era davvero una battaglia per la difesa di una professione molto importante, per il rispetto del lavoro e contro le nomine imposte e gesti autoritari. Da questa iniziativa di sostegno degli abbonati, visto l'evolversi in questi mesi di sempre maggiori attacchi all'orchestra e in generale ai lavoratori del teatro, e vista la assoluta incapacità di ascolto e di recepire le motivazioni di questa protesta, ma anzi al contrario, il bisogno continuo di ribadire che la scelta era il potere dell'autorità di decidere, ci ha fatto capire che il nostro sostegno aveva bisogno di qualcosa di più, che non poteva essere soltanto di minacciare un non rinnovo dell'abbonamento, ma invece a darci un'organizzazione e raccogliere questo consenso che l'impegno che le lavoratrici e i lavoratori del teatro hanno dato, di un messaggio in positivo di difesa della libertà e della qualità della musica, un messaggio appunto di grande amore per quest'arte, di grande amore per il loro lavoro e per appunto la qualità di un teatro così prestigioso, con così lunga storia. Aveva quindi bisogno di organizzarsi questo sostegno, e così è nato un comitato, e il comitato è aperto a tutti i cittadini, a partire dal pubblico ovviamente, abbonati e non abbonati, ma non solo, e quindi a tutti coloro che amano la musica e pensano che la qualità debba essere garantita, e che le nomine devono essere rispettose venga mantenuta anche una sintonia con l'orchestra, con chi poi appunto la musica la fa. E quindi a questo comitato hanno aderito molti in tutta Italia, abbiamo anche degli aderenti anche dall'estero, e sono molti anche appunto musicisti che in questi mesi hanno dimostrato la loro solidarietà alle lavoratrici e lavoratori del teatro, Sì. come si è visto anche nelle varie manifestazioni che ci sono state. Allora, vedo che avete anche una mail per chi vuole partecipare, dare una mano al vostro comitato, che è comitato.feniceviva@gmail.com. Quindi scrivete e date anche una mano al comitato. Ma il comitato è... Sì? No, vorrei fare una domanda ad Anna. Riflettevo su questo. Se un direttore d'orchestra non ha la fiducia, oppure non è credibile davanti all'orchestra stessa, alla qualità del concerto, qualità della musica, viene molto meno, perché se non hai fiducia non si crea una simbiosi, l'arte ne risente. Perché la politica ha dovuto mettersi in mezzo e non creare un rapporto per la decisione così importante per la Fenice tra orchestra e chi è decisionale? Questa mi
Infatti il tema centrale è proprio questo, è che c'è una consuetudine che si era sempre è stata sempre Usata. rispettata, cioè un direttore, perché stiamo parlando di una nomina di un direttore musicale, e un direttore musicale ha alcune, a seconda dei contratti, alcune prestazioni che deve fare, alcune opere, alcuni concerti, dipende dai contratti. Peraltro anche questo è un tema che non sappiamo in cosa consista ancora il contratto, ma sicuramente dei momenti di direzione appunto di opere e concerti, però anche a voce nella programmazione e nell'attività stessa dell'orchestra, quindi nelle audizioni, nei nuovi concorsi, le audizioni, le scelte quindi ha un ruolo molto delicato e molto importante, e il direttore d'orchestra deve essere in qualche modo in sintonia con l'orchestra che dirige, e gli orchestrali, i professori d'orchestra devono in qualche modo riconoscere questa figura e riconoscere la relazione. Quindi è normale che quando un teatro sceglie un nuovo direttore, in particolare appunto un direttore musicale, lo faccia in sintonia, cioè lo inviti prima, l'orchestra faccia delle prove, faccia dei concerti o delle opere con questo direttore, e se c'è questa buona sintonia, questa buona relazione, allora è chiaro che è la nomina è una scelta che è di competenza del sovrintendente. Su questo nessuno discute una nomina di sua competenza, lo prevede la legge, lo prevede lo statuto del teatro, e quindi il sovrintendente aveva tutto il diritto di fare questa scelta, però è chiaro che perché funzioni deve essere una scelta che prima è stata in qualche modo testata. Allora alla Fenice arrivano molti direttori importanti, affermati, e quindi in questi anni molte le presenze che gli orchestrali hanno conosciuto. Se il sovrintendente nel momento in cui individua una figura che pensa possa essere giusta, la logica vuole che prima la inviti per una produzione. Invece in questo caso ha fatto una scelta totalmente avulsa da ogni contatto precedente, proprio perché senza fare questa prova di un'esperienza di appunto una produzione. E questo perché? Perché sapeva che era una scelta in qualche modo debole, perché e quindi ha messo davanti il fatto compiuto. Come è noto, e tutti lo sanno, cioè, è stato ha accelerato i tempi, perché aveva dichiarato che invece che stava valutando e che avrebbe sottoposto le varie proposte al professore e alle professoresse d'orchestra, e invece poi dall'oggi al domani, probabilmente per una pressione direttamente da Roma, come è sfuggito al sindaco Brugnaro, che ha detto ci sono state pressioni da Roma. Ora a Roma il ministero chiaramente nomina il sovrintendente. Le competenze del Ministero della Cultura sono evidenti, nomina il sovrintendente, e il consiglio di indirizzo è un consiglio dettato dalla politica, perché è un teatro pubblico che vive di finanziamenti pubblici. È una fondazione, ha uno statuto privatistico, diciamo, però i finanziamenti sono pubblici, e quindi il consiglio di indirizzo i membri del consiglio di indirizzo sono nominati uno dal ministero, uno dalla regione, uno dal comune, ed è presieduto dal sindaco, che ha un ruolo molto importante. Il consiglio di indirizzo quindi suggerisce il sovrintendente, e il sovrintendente appunto Colabianchi è stato nominato dal ministero, quindi
è chiaramente una figura politica e ha la possibilità di scegliere il direttore. Ma su quali basi deve scegliere poi il direttore? Deve scegliere il direttore in base alle capacità e alle competenze e soprattutto seguendo un certo iter che prevede appunto una sintonia, di saggiare una qualche possibilità di sintonia con la stessa orchestra, cosa che appunto non c'è stata. E a questo punto quello che non c'è stato è stato molto grave tutto quello che è seguito, ancora più grave secondo noi del comitato, ancora più grave di questa nomina, è stato poi tutto quello che è seguito dopo, cioè l'incapacità di ascoltare, di mettersi in relazione con chi poi davvero vive e costruisce il teatro, che sono le persone che ci lavorano e in particolare appunto le professoresse e i professori d'orchestra e anche le maestre e i maestri del coro, cioè senza entrare minimamente in ascolto e in dialogo, perché non c'è stato nessun tentativo di mediazione, ma solo un ribadire una scelta chiaramente imposta, per arrivare alle ultime dichiarazioni del sovrintendente che dopo mesi di silenzio ha dichiarato, visto che la richiesta è avanzata, la richiesta di sue dimissioni, ha dichiarato che lui non si dimette, che anzi sono i lavoratori che non sono d'accordo con la sua scelta che se ne devono andare. E questa è una dichiarazione molto grave che mette davvero a repentaglio il funzionamento di un teatro, perché costruire un teatro del prestigio e del livello della Fenice ci vuole una lunga storia che è appunto quella del teatro, e avere un'orchestra del livello della Fenice, anche quello pretende una lunga gestazione e un lungo lavoro per costruirlo. Distruggerlo invece basta molto poco, e quindi dire chi non è d'accordo se ne vada, vuol dire pensare che pur di mantenere fede a questo impegno che deve aver preso di dare la direzione alla maestra Venezzi, pur di mantenere fede a questo impegno, sta mettendo a repentaglio l'esistenza stessa di un teatro così prestigioso. E quindi noi come spettatori e come abbonati, come spettatori, come amanti del teatro, che ci riconosciamo in questa istituzione importante per la città, riteniamo che sia veramente pericoloso quello che sta succedendo, e quindi ci uniamo ai lavoratrici e ai lavoratori del teatro nel chiedere le dimissioni del sovrintendente. Si sono toccati anche dei punti veramente bassi, anche, no, da parte della politica, con offese verso i professori d'orchestra, no, trattati come musicanti, no, dell'opera, e sì, con un decadimento anche del linguaggio e delle proposte, perché diciamo la politica non ha avuto il coraggio neanche di fare un passo indietro, no, su questa cosa qua. Non ha avuto un coraggio di fare un passo indietro, anzi è andata avanti all'attacco, e o direttamente, perché fin da subito le espressioni del sindaco di Brugnaro sono state veramente poco rispettose per i professori d'orchestra, no? Li decido io dove vanno a suonare, questi qua adesso li metto in riga io, andranno a fare il concerto di Natale senza considerare le temperature, le difficoltà. Sì, esatto. Dichiarazioni dettate da una profonda non conoscenza del teatro. Come è noto, il sindaco va a teatro, va alla Fenice soltanto al concerto di Capodanno e in poche altre occasioni. Quest'anno non è andato neppure per l'inaugurazione della stagione. E quindi, ma a questi si sono aggiunti gli episodi, va bene, che sono incommentabili, e che queste della trasmissione del giornalista che non meritano neanche di essere commentate, no, certo. ma che sono gravi non solo per quello che ha detto, ma perché la stessa interessata non ha minimamente preso le distanze da queste
queste espressioni veramente offensive. Mm. E davanti a questo penso che appunto c'è stata una grande reazione non solo di chi la musica la fa, ma di veramente, posso dire, di tutta la città. Quindi più va avanti questa indisponibilità da parte dell'intera dirigenza del teatro, quindi sovrintendente e sindaco, che è come noto appunto il presidente del consiglio di indirizzo, e del ministero, con il ministro e il sottosegretario Mazzi, che ha fatto a sua volta delle dichiarazioni molto gravi e molto pericolose per la qualità dell'offerta musicale delle fondazioni lirico-sinfoniche. E lui è sottosegretario responsabile dello spettacolo dal vivo. Dichiarazioni che avrete sentito sul fatto che la musica, che i giovani non vanno a teatro perché le opere sono troppo lunghe, che bisogna accorciare le opere, fare il dittico di Pagliacci e Cavalleria Rusticana, una sola opera alla volta perché sennò è troppo lungo, che bisogna avere delle cose che attirino i giovani, non si capisce, degli eventi, ma una fondazione lirico-sinfonica deve avvicinare i giovani, ha questo scopo di avvicinare alla musica i giovani, ma mantenendo ovviamente il livello qualitativo che la storia del teatro d'opera in Italia e anche la storia sinfonica di un'istituzione così importante deve mantenere. E i giovani ci sono i giovani che studiano musica, che non si riconoscono in questa idea di abbassare il livello culturale, velocizzare per rincorrere un modello che è quello televisivo, di trasmissione televisiva, ma che non deve essere quello di una fondazione lirico-sinfonica. Quando avvicinare i giovani vuol dire diffondere la formazione musicale a partire dalle scuole, perché come è noto nelle scuole italiane si studia dopo la formazione di base, nei licei non ci sono più, se non per le scuole specializzate, diciamo, per i licei musicali, ore di storia della musica, come c'è invece la storia dell'arte o la storia della letteratura, e soprattutto per avere un pubblico bisogna anche fare un ragionamento, una politica ovviamente sui prezzi. In questo modo puoi attirare e avere un pubblico giovane. E l'ultima cosa, che siamo un attimino in ritardo, volevo chiederti com'è la visione, come finirà, perché ad ottobre sembra che la maestra prenda possesso dell'orchestra. Sì, al momento appunto hanno tutti fatto le dichiarazioni di non tornare indietro e siamo qui. Vedo veramente difficile che una persona possa venire a dirigere un teatro in questa situazione, un teatro che ha mostrato in una città di non volerla e lei ha dimostrato di non apprezzare minimamente le persone con le quali dovrebbe lavorare, no, ma anzi ha denigrato le persone con le quali che dovrebbe dirigere. Quindi vedo veramente difficile che possa prendere, iniziare a lavorare. Va bene, la manderemo. Sì? Gianluigi, Certo. permetti un intervento. Vai. Un intervento molto breve. Io sono d'accordo con quello che ha detto finora la signora Anna su tutto. Vorrei anche ricordare che c'è stata una mobilitazione il 16 marzo a Roma, dove appunto hanno manifestato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto nel 24, le organizzazioni sindacali e soprattutto il personale del settore. In Italia ci sono 14 fondazioni liriche. Le fondazioni, a nostro avviso, a mio avviso, non dovrebbero assolutamente esistere, perché soprattutto i teatri lirici, dovevano essere, però è la mia opinione, ancora
continuare a lavorare, ad essere sostenuti, finanziati, eccetera, direttamente dal Ministero. Questo proprio per cambiare lo stato di fatto attuale. Non parliamo solo della Fondazione di Venezia, per la quale tutta la nostra solidarietà per quello che sta accadendo, i ricatti che i personali musicisti stanno subendo anche per le integrazioni economiche, il riconoscimento di varie cose, eccetera, eccetera, si ripercuotono a tutti i livelli, per tutti gli operatori del settore. Quindi concordo completamente con quanto detto finora e anche secondo me sarà molto difficile che si arrivi ad una collaborazione che invece è assolutamente necessaria. Qui stiamo parlando di un'orchestra, stiamo parlando di tutto il personale e il principio dovrebbe essere quello del lavorare in armonia, del lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi che sono estremamente difficili in alternativa. Quindi massima solidarietà per tutte le manifestazioni che verranno fatte. Sì, lo stato di agitazione mi risulta sia ancora in atto e il conseguente blocco degli straordinari promosso dalle organizzazioni sindacali. Quindi si riservano anche di intensificare iniziative per arrivare addirittura allo sciopero. Ormai siamo allo scontro, è ovvio che è una presa di posizione politica, cosa che invece non dovrebbe assolutamente succedere, soprattutto per quanto riguarda la tutela della cultura, e le fondazioni sinfoniche, lirico-sinfoniche, non sono le discoteche o le feste di paese a cui invece qualcuno vorrebbe tendere e far sì che diventi la situazione continua. Cioè, certo. La Fenice, e se vuoi fare qualcos'altro hai 1000 altre opzioni sul territorio. Esatto. Va bene. Ed è per questo che è diventata un simbolo la protesta della Fenice, che va ben al di là della vicenda contingente. È proprio e la spilla. Esatto, volevo arrivare. La spilla è un'idea vostra? No, la spilla è un'idea dell'orchestra. Dell'orchestra. È stato un omaggio che l'orchestra ha fatto perché dopo avevano per il concerto di Capodanno avevano discusso, si era ventilata l'ipotesi di uno sciopero che non c'è stato invece, perché hanno fatto solo uno sciopero all'inizio a ottobre, e invece hanno mantenuto il concerto di Capodanno e hanno voluto dare questo omaggio a tutto il pubblico, che è appunto un messaggio di difesa, ed è questa chiave di violino col cuore, di segnale di amore per la musica e di amore per la loro professione, e quindi fare questo omaggio. Questa spilla ha avuto un grandissimo successo, è stata richiesta da tantissimi cittadini e da tantissime teatri, anche da tanti teatri, per cui a questo punto ne hanno prodotte delle altre e noi come comitato abbiamo dato una mano per la distribuzione delle spille in presenza, perché le hanno invece loro spedite veramente in tutte le parti d'Italia, ed è diventata, la usano anche altre orchestre, ed è diventata un simbolo di questa protesta, di questa difesa, di questo di questa libertà da parte della musica. La cosa bella di tutta questa vicenda è proprio di una grande dimostrazione di amore per la musica e per il proprio lavoro, e per l'unione tra chi fa la straordinaria unità tra chi fa musica e chi ascolta, tra quindi le maestranze del teatro e il pubblico. E questa è una magia che si verifica ogni sera, ed è veramente molto intenso. Bene, grazie mille. Ritorneremo sicuramente in autunno di nuovo su questa situazione qua. E grazie Anna per il contributo, e direi di mandare la maestra fuori sede come il brano che sentiamo adesso. Ormai
Potrei disegnare il mio futuro solo con penne cancellabili ed ho una lista di cose da fare, sempre solo, lontano da qua. E sarebbe perfetto se gli abbracci sapessero tornare indietro come fossero un eco per quando siamo troppo lontani. Ormai prometto che comunque vada, porterò con me il tuo profumo di casa, per non sentire questo odore d'asfalto, di tutti i chilometri che ci mancano. Viviamoci dentro questi ritagli di tempo, scegli i concorri più belli per pensarci al bisogno. Oh, ti giuro mamma che farò sempre del mio meglio, ti giuro che ritorno presto, perché siamo troppo lontani, perché siamo troppo lontani, perché siamo troppo lontani, troppo non ci sentiamo parte di nessun posto, sai di chi si è lasciato, che di dove sei adesso, un accento diverso, fuori sede pensiero dentro, la stanza di sempre, pensare che andarsene fosse più semplice, Fuori sede, Valentina Lattanzi qui a Radio Nostra, e quindi adesso la nostra mongolfiera si divide in vari settori, si sposta in continuazione. Adesso una parte va a Novara, dove troviamo Giovanni Ristuccia. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti. Ritorna un pezzo, va a Milano, dove abbiamo la nostra scrittrice Martina Longhin. Buonasera Martina. Buonasera a tutti, buonasera. E si ferma a Mestre da Orietta Vanin, che adesso farà lei la conduttrice su questo tema, che si parlerà di plagio, di manipolazione mentale, e io direi di partire prima con il libro di Martina Longhin, e quindi a te Orietta per la presentazione, per la continuazione della serata. Grazie Gianluigi per questa occasione, a voi tutti, perché ci permettete di avere uno spazio e di diffondere queste informazioni e degli approfondimenti su questa tematica. Si sta parlando troppo poco di questo problema. Il problema è il diffondersi delle sette religiose, sette esoteriche, sette di ogni tipo. Che cos'è una setta? Perché la domanda di fondo che ci sentiamo sempre fare è questa. Una setta è un gruppo di persone che si trovano per soddisfare dei bisogni, a volte spirituali, a volte altro, dove quasi sempre c'è un capo cosiddetto spirituale, comunque una persona molto carismatica, che impone delle visioni non solo della vita, ma dei comportamenti, eccetera, eccetera. Quando si arriva a
comprendere la pericolosità di questi gruppi quando purtroppo avvengono e su questo, ripeto, c'è bisogno assolutamente di parlare, di informare, questi gruppi diventano gruppi molto pericolosi rispetto alla libertà dell'individuo, della persona, e commettono dei reati. Ma il problema di fondo qual è? Il problema di fondo è il vuoto normativo. C'è un vuoto normativo nel nostro paese che non riconosce il plagio che avviene in questi gruppi come reato. Questo succede dal 98, le ultime appunto indagini, gli ultimi dati che noi abbiamo ormai sono datati, e c'è bisogno invece di approfondire, riempire il vuoto normativo e parlare del problema, perché è un problema che si sta diffondendo ad ogni livello, in ogni territorio, e sappiamo che ad esempio nella nostra regione, solo in Veneto, sono più di 100 le sette che si stanno sempre più radicando sul territorio. Ancora più grave è poi la mancanza dei controlli e delle verifiche di quello che succede in questi gruppi, in queste organizzazioni che io considero veramente malavitose. Per questo motivo, questa sera a condividere con me la conversazione che facciamo insieme ci sarà Martina Longhin, che saluto, carissima amica. Grazie Martina per essere con noi, che ha scritto a voi per questa opportunità. Certo, un libro molto, molto interessante che trovate facilmente, che si intitola Lascia tutto e seguimi. Già il titolo ci dà delle indicazioni importanti, e il presidente dell'associazione SOS Antiplagio, Giovanni Restuccia, di Novara, una delle associazioni più, possiamo dire, vecchie, posso usare questo termine, più radicate nel territorio, che lavora da decenni per questo tema, su questo tema, e che sta cercando di condividere anche in Veneto l'informazione e di dare delle indicazioni a tante persone, a tante famiglie che appunto si ritrovano in queste vicende. Allora vorrei lasciare la parola a Martina per parlare del libro, ma prima vorrei dire il vuoto normativo è un problema riconosciuto anche dal ministro Nordio. Noi in Parlamento, e qui rivendico l'impegno della mia collega Stefania Ascari, che ha presentato una proposta di legge per riempire questo vuoto e riconoscere che il plagio, la manipolazione, quindi è un reato e come tale deve essere affrontato anche dal legislatore. Lascio la parola a Martina e poi approfondiremo i temi. Prego Martina, raccontaci il tuo libro. Certo. Allora, il mio libro è nato dalla protagonista, diciamo, la protagonista è venuta qui a casa mia, sapeva che io scrivevo e mi ha chiesto se ero avevo non la voglia, ma diciamo come posso dire, di voler scrivere una storia. Lei mi ha detto è una storia tosta. Mi ha dato il suo diario, mi ha detto prima leggi il diario, poi ti darò altre informazioni, ti darò altro materiale, prima di tutto leggilo e vedi se te la senti, perché appunto è una storia abbastanza tosta, abbastanza dura, ed è il mio percorso all'interno di questa setta, di questo gruppo dove c'era un santone. Io ho letto il diario e ho deciso, all'inizio non ero molto propensa a scriverlo, poi quando ho visto cosa era capitato, cosa succedeva all'interno di questa comunità, ho detto no, bisogna far sapere alle persone cosa può accadere a chi si fida di certi personaggi.
lei la prima cosa che mi ha detto io voglio scrivere questa storia perché non voglio capiti quello che è successo a me, che la gente soffra come ho sofferto io, e per spingere per il ripristino della legge antiplagio, come diceva Orietta, che dal 1981 è stata abrogata. Niente, questa è la storia di una ragazza che è caduta vittima di questo santone, parliamo degli anni 90, una delle sette forse più grandi, più pericolose del tempo. Ricordo che ci sono stati anche 3 suicidi, 2 ragazze e poi ci dirà qualcosa Giovanni, giusto di questo, Giovanni Ristuccia. Questa ragazza è caduta nel momento di fragilità, come tutte le persone che cadono in queste comunità, in questi culti. Giusto oggi, infatti ho mandato proprio prima a Orietta e a Giovanni la notizia dal TG5 che hanno scoperto un'altra setta a Perugia, 4 indagati, e praticamente è la fotocopia di quello che ho scritto io nel libro. Perché le sette, questo tipo di sette, lavorano in questo modo, cioè la violenza fisica, il denaro, quindi diciamo che sono un po' tutte un po' fotocopie una dell'altra, il modo di agire di questi santoni. Cosa posso dire? Che ho avuto modo di leggere tantissime gli articoli di giornale, perizie psichiatriche, i verbali. Ho avuto il piacere di conoscere l'ispettore che ha condotto l'indagine, abbiamo parlato per un paio d'ore, mi ha spiegato cosa ha visto quando lui è entrato, quando c'è stato il blitz. Erano 200 uomini che sono andati a fare questo blitz, e diceva che quando ha visto le ragazze e i ragazzi, perché c'erano sia ragazzi che ragazze all'interno, lui ha visto degli zombie magri, perché non mangiavano, loro mangiavano, andavano nei cassonetti dell'immondizia dei supermercati a prendere le verdure, la roba marcia, avevano all'interno nella dispensa c'erano scatolette di tonno scadute da 10 anni, marmellata con la muffa, quindi veramente non si nutrivano, non dormivano perché il santone andava di notte a svegliarle, le svegliava per vari motivi, anche per soddisfare i propri bisogni sessuali. Aveva una campanella e ogni suono della campanella corrispondeva a una delle ragazze, quindi un suono era Anna, 2 suoni Marta, eccetera. Erano picchiate, quindi picchiate, violentate, senza mangiare, senza sonno, quindi erano veramente ridotte a delle ombre. Per fortuna c'è stato questo blitz, per fortuna l'ispettore è riuscito a avere la fiducia di alcune di queste ragazze, piano piano ha conquistato la loro fiducia ed è riuscito a fare poi appunto a tirar fuori un po' di queste, non tutte purtroppo, alcune sono rimaste e sono ancora dentro, però buona parte sono uscite. Da questo libro è stato tratto anche un cortometraggio che è stato girato qua a Milano, verrà proiettato nei prossimi mesi qui a Milano, ed è entrato, poi lo dirà Giovanni, l'ha portato Giovanni alla Camera dei Deputati come documento, giusto Giovanni? Se vuoi... Allora, attacco il microfono, ecco qua. Sì, è vero, il libro l'ho portato alla conferenza stampa indetta dalla onorevole Stefania Ascari a Roma per quanto riguarda il sommerso mondo delle sette, il settario in Italia. E questo libro gliel'ho consegnato proprio in quell'occasione all'onorevole Ascari ed è divenuto uno dei documenti che saranno poi utilizzati dalla richiesta della Stefania Ascari di costituire una commissione di indagine parlamentare sulla realtà settaria in Italia, perché come diceva la già senatrice Orietta Vanin, dal 1998 non si è fatto più nulla per sapere cosa c'è in Italia. Siccome con l'avvento di internet, ma soprattutto dopo il periodo del Covid,
si registra un aumento esponenziale di queste sette, che poi parlerò più avanti. Lascio ancora la parola alla nostra amica Martina Longhini. No, non ho molto altro da aggiungere, se c'è qualche curiosità più che altro da parte di Gianluigi, altrimenti lascio la parola a te. Ecco qua. No, il libro come è andato? Come va la promozione del libro? Ho visto che è stato Allora, presentato a Padova poco tempo fa, se hai altre giornate di presentazione del libro? non prossime, però sta andando bene. Una cosa che ripeto, allora con me c'è spesso la Orietta a presentare, che non è proprio una vera presentazione del libro, in realtà è proprio Sì, parlate il del libro è un tema, mezzo. Il certo. libro è un mezzo per poter parlare del problema, esattamente. Abbiamo fatto parecchie serate. È stato presentato anche il cortometraggio alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi anche là abbiamo dato un messaggio forte. Va bene, sta andando bene. La cosa che dicevo prima, che mi ha fatto anche commuovere, il fatto che a Mira, quando ho presentato a Mira, c'è stato un papà che dopo la presentazione si è avvicinato e mi ha detto: guardi, io sono entrato qua solamente per curiosità, basta, semplice curiosità, però me ne vado fuori consapevole, ho un figlio giovane e vado fuori consapevole di ciò che io devo fare attenzione, a cui devo alle cose che devo fare attenzione, perché è un argomento effettivamente che non si parla di questo, assolutamente. E noi stiamo cercando proprio di portarlo in giro per far conoscere, per sensibilizzare e per dire a tutti attenzione che se cadete trappola di questi personaggi è faticoso, è molto difficile venirne fuori, perché come diceva l'avvocata che ha seguito le ragazze, la cosa più difficile da far capire anche durante il processo non era che loro non riuscivano a andare oltre al cancello della comunità. Il cancello loro ce l'avevano nella testa, perché loro, il Santoni aveva detto: se voi uscite, se voi andate via, se voi mi abbandonate, attenzione che i miei angeli non vi proteggeranno più e i vostri genitori avranno le malattie, tu morirai, tutte queste cose qua. Quindi loro era senza cibo, senza sonno, lavoravano 14-15 ore al giorno, erano veramente ridotte a degli zombie e avevano paura di andarsene via. E proprio i cancelli li avevano nella loro mente, cioè non riuscivano ad andarsene dalla paura. Va bene. Questo è il plagio e la manipolazione. E la stessa dinamica, possiamo dire, la troviamo anche nelle donne che subiscono per tanti anni la violenza. Si crea quindi una dipendenza psicologica molto forte, per la quale viene a mancare ogni autostima, viene a mancare ogni relazione con il proprio contesto familiare, amicale, territoriale, eccetera, l'isolamento totale e quindi l'asservimento completo in mano a questi leader spirituali o meno, oppure ai compagni, ai coniugi violenti, che crea appunto questo stato di totale sottomissione. Vorrei aggiungere una cosa, sulla quale poi chiedo anche a Giovanni un rinforzo memoriale, perché lui ha un po' una memoria storica di tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni. È fondamentale in questi casi che i familiari che non hanno strumenti per intervenire nelle segnalazioni, eccetera, eccetera, facciano invece delle segnalazioni agli organi di polizia, anche se in Italia abbiamo un unico nucleo a Firenze che ha questo tipo di specializzazione, purtroppo, mentre dovrebbe esserci personale specializzato in ogni regione, ed è fondamentale che possano agire in maniera, chiamiamo dire, molto a 360 gradi e che l'utilizzo delle intercettazioni venga permesso
come sapete, senza limiti e senza vincoli, perché sono state proprio le intercettazioni che hanno permesso in questo caso di avviare un'azione congiunta e poi di entrare in questo gruppo settario. Se non ci fossero state, ovviamente sarebbe stato molto difficile. La situazione poi come si è evoluta? Questo personaggio purtroppo è stato condannato solo per le violenze sessuali, perché, ripeto, non esiste in Italia, nel nostro codice, il reato di plagio. E questa è la cosa grave, gravissima, perché non viene riconosciuta la condizione proprio psicologica e psichiatrica, da questo punto di vista, di dipendenza e di manipolazione. E quindi a quanto, cioè, a cosa sono condannati? Quant'è che, diciamo, quando vengono trovati, quanto pagano, diciamo? Allora, il Santone è stato condannato, mi sembra, a 6 anni, che 6 anni, diceva l'avvocata, era per una violenza, ma là è stata una violenza ripetuta per anni e a più ragazze, perché erano una decina circa le ragazze, però è stato condannato solamente 6 anni, e 6-7 anni, adesso non mi ricordo esattamente, però pochissimo. Più 1 anno e mezzo l'avevo presa per truffe, così, ma non ha fatto un giorno di carcere. No, 0. E non ha neanche esercitato le ragazze. Certo, purtroppo le persone non sanno che queste situazioni sono molto vicine a noi, perché stiamo parlando di una vicenda che si è svolta tra Padova e Rovigo, quindi nei nostri territori, ma che ce ne sono anche tante altre. Vorrei ricordare, al di là della vicenda di cui parla il libro di Martina, anche il caso di Alex Marangon, quel giovanissimo ragazzo che purtroppo possiamo dire è stato ucciso mentre partecipava ad un rito, anche qui organizzato da una setta, che a Vidor poco tempo fa, e per la quale sono in corso delle indagini e molto altro. Lì il rito aveva tra l'altro una caratteristica un po' particolare: utilizzavano la cosiddetta ayahuasca, che è questo miscuglio di erbe, di sostanze allucinogene, che crea questi stati di esaltazioni, allucinazioni, eccetera, eccetera. Si sta diffondendo anche questa tipologia di setta in Veneto, e non solo, della quale però si parla troppo poco, e si parla troppo poco soprattutto ai giovani, i giovani che si affidano nei momenti di fragilità, nei momenti di difficoltà, a queste esperienze. Faccio un inciso però: qui non è un problema di cultura, ci sono persone all'interno di queste sette che hanno titoli di studio, professioni importanti, condizioni economiche senza problemi, quindi è veramente trasversale. E la domanda di fondo che noi ci dobbiamo fare è: perché per soddisfare o dare risposte a un bisogno di appartenenza, di riconoscimento, di spiritualità, le persone si affidano a questi santoni? Santoni o santone? La domanda è proprio questa. Allora, è il dovere che io sento, che Martina sente, che Giovanni sente, è di fare informazione e chiedere appunto che si riempia questo vuoto normativo, per il quale appunto sta lavorando Stefania Ascari, la mia collega alla Camera, ma Giovanni può raccontarci di tante altre situazioni, anche a Novara, in Lombardia, a Piemonte. Certo. Aggiungo un attimo una cosa, due cose in realtà, poi lascio la parola a Giovanni. Durante una manifestazione io ero con la referente per il Veneto di SOS Antiplagio, e sono venuti i ragazzi, sono avvicinati e abbiamo detto: conoscete il fenomeno? Ma le sette? Ma ci sono ancora le sette?
Cioè non c'è effettivamente la percezione del problema, non si conosce e ancora molti pensano alle sette come quelli incappucciati con i riti. No, attenzione, le sette non sono queste. Poi, Giovanni, poi tu mi dirai meglio, no? Sono Ci anche sono... il doppio petto. Sì. Esattamente, e non solo religioso comunque, no? La manipolazione, non solo per fine religioso. E poi una cosa che un po' dispiace quando io parlavo mentre stavo scrivendo il libro, e poi anche adesso ogni tanto quando parlo con persone, e che dicono ma potevano scappare, ma erano stupide loro, potevano andarsene via. Oppure a me non capiterà mai perché io non credo a queste cose. E io dico sempre fate attenzione, perché nessuno può dire a me non capiterà mai, perché nei momenti di fragilità, e ripeto, tutte le persone che ho conosciuto che sono cadute in queste realtà sono tutte con delle fragilità. Proprio pochi giorni fa sono venuta a sapere di una sorella di una persona che conosco io, una ragazza giovane, sola, e non riesce a farsi degli amici ed è stata tirata dentro a un'altra realtà. E quella per lei, la solitudine, non avere amici, quella era la fragilità. E si è aggrappata a chi a braccia aperte ha detto vieni, noi siamo una bella comunità, noi facciamo questo, noi facciamo quello. Quindi attenzione, occhi ben aperti. Bene, aggiungerei questo, che il bacino, tra virgolette, di utenza, no, di queste sette si aggira, secondo le stime, tra i 2 e i 4 milioni di italiani. 2-4 milioni sono le persone irretite, ma ogni persona non è un'isola felice, c'è una famiglia dietro, c'è dei legami affettivi. Quindi se mettiamo che ogni persona fa parte di un nucleo familiare di 3-4 persone, padre, madre, fratelli, figli, eccetera, ecco che il numero sale esponenzialmente a 12 milioni, anche più. Perché quando una persona viene intortata, dico io, da questi santoni e viene dilapidato il suo avere, è tutta la famiglia che viene coinvolta. Io conosco di persone, una signora irretita da una maga che la minacciava, come Levana Marchi, no? Che la minacciava di morte i figli e lei, se non pagava tramite dei rituali, messe le foto nella baretta sottoterra, sarebbe morto se non pagava, e si è ridotta sul lastrico in 3 anni, avendo versato 75.000 euro. E lei era un'operaia, aveva perso anche il lavoro. Si sono trovati sul lastrico. Anche qui fare una grossa fatica per far capire che la persona era minacciata di morte dalla santona, ma per la giurisprudenza la minaccia che io dico, per esempio, io adesso ti faccio un filtro di morte e tu morirai, non è considerata valida, è considerata se io vengo con un'arma in mano a minacciarti, allora sì, quella è estorsione. Per fortuna questa maga in alcune telefonate ha proprio agito con fare estortivo, infatti è stata condannata a 4 anni e mezzo per estorsione. Nel frattempo cosa è successo come il santone della vicenda del libro di Martina Longhin, che di colpo è diventata povera, aveva proprietà e soldi in abbondanza. Quando si trovano invischiati in queste vicende, hanno tutto il tempo per poter nascondere i propri averi, trasferirli da qualche altra parte, per cui anche se sono miliardari di colpo si trovano senza nulla. Cos'è una setta? Come si entra in una setta? Prima di tutto non si entra, si viene catturati, perché se alla setta la persona non interessa non può entrarci. Quindi abbiamo già parlato del numero di persone. Si inizia con che cosa? La persona si avvicina perché ha una necessità. Si dice proprio in termine tecnico, versa in stato di necessità. Un lutto di famiglia, una perdita affettiva del proprio caro, della propria cara, il lavoro economico, il problema con i familiari e tante altre cose. Quindi si rivolgono per cercare una soluzione. Soluzioni che non ti danno magari la scienza ufficiale, ma ti trovi poi di colpo a dover così credere a
sciamano, questo guru, questo santone, questa santona che dice non ti preoccupare, che il tuo problema lo risolvo io, non ci vuole nulla, non devi spendere nulla, guarda noi ti vogliamo bene. Infatti si chiama love bombing la prima parte, cioè le persone sono molto attenzionate dal gruppo dirigente o dagli altri adepti della setta, perché si devono sentire avvolti in un abbraccio di attenzione, di calore affettivo. Dopodiché si entra poco alla volta, senza che la persona se ne accorga, in una spirale che viene inghiottita sempre più giù e non se ne rende conto che quello che sta per fare sta per perdere la propria identità, la propria capacità di ragionamento critico. Si trova a un certo punto, ecco lì, condizionata dentro questo culto e non ne può più uscire, perché il Santoni ha ragione: se tu esci hai rischi di avere maledizioni, di morte, rischi di avere questo o quest'altro, comunque vieni messa in difficoltà davanti agli altri adepti, con le confessioni pubbliche, cioè i metodi usati dai santoni, da tutti i santoni, sono identici, sono vere e proprie tecniche di manipolazione mentale, tecniche ben collaudate, che cambiamo pure il tipo di culto, il tipo di foggia dell'abito della setta di turno, del culto di turno, ma comunque quello è. La principale controllo che devono avere i santoni è quello, per esempio, sui soldi, sul sesso, sui sentimenti della persona e le famose 4S, e sul sapere, cioè loro a un certo punto devono soltanto leggere o guardare quello che il santone gli dice di leggere o guardare, non puoi vedere altro, perché sennò poi rischi di avere una mente critica e questo non devi averlo, il santone non te lo vuole far avere, il santone, la santone, il gruppo dirigente, se sono più di uno. Quanti ce ne sono? Esatto, io volevo sapere anche un attimo, questo ovviamente questo succede in tutto il mondo, ci sono Certo. no, questa situazione un po'. E dalle altre parti del mondo, la parte legislativa, diciamo, è riuscita a fare qualcosa? Ci sono nazioni in cui hanno prodotto, insomma. In Francia, ma soprattutto in Spagna, in Belgio, persino anche in Russia hanno messo alcune realtà settarie, hanno messo fuori legge. Ci sono delle leggi che cercano di tutelare, come in Spagna, le vittime delle sette, cosa che manca in Italia. Cioè una persona, dopo che è caduta in una setta, ce l'abbiamo per i tossicodipendenti, no? Ci vuole un centro di recupero, perché la persona per tanti anni nella sua mente viene inculcato un tipo di vita, un tipo di visione del mondo che è completamente, come devo dire, sballato, completamente tutto stravolto. La persona quando esce fuori non ha facilità di dialogo con il mondo esterno, con le persone normali, perché all'interno della setta c'è anche una tecnica di comunicazione apposta per ridurre la persona in uno stato di schiavitù, anche mentale. Ci sono sette che ti fanno studiare le lingue sacre con dei simboli tutti strani, per cui si parla in un certo modo, si usa questo lingue, tu sei comunque sempre il prescelto, no? Sono sempre i prescelti che poi pigliano botte e bastonate, e quando arrivano arriva la polizia per cercare di aiutarti, la persona dice ma io me lo merito e lui lo fa per me perché lui mi vuole bene, lui mi sta salvando. È un po' come diceva l'onorevole Vanino, senatrice Vanino, per le donne vittime della violenza domestica. Ma lui mi vuole bene, io non ho cucinato bene, era scotta la pasta e mi sono fatto 15 giorni d'ospedale, per esempio. Ecco. Senza capire l'assurdità del gesto. Nelle altre realtà dei governi anche europei ci sono delle leggi. In Italia c'era la legge antiplagio, è stata
è stata cancellata nel 1981 perché era troppo aleatoria. Ci fu un caso di un professore di cui si era innamorato questo ragazzo e quindi si era discussa. Questa legge era anticostituzionale così come era stata formulata, però era anche vero che il legislatore si era subito raccomandato di dire: mi raccomando, Fatene riformulate di una. nuovo la legge in modo più corretto, perché si deve salvare queste cose. Non succede perché lei deve pensare che in alcune sette ci sono migliaia di persone ed è un bacino di voti molto appetibile. Non solo un bacino di voti, ma girano anche tanti soldi, tantissimi soldi. Parlo per esempio del Forteto, lì non è setta religiosa, c'erano questi bambini che sono per 20 anni ha operato sta setta, questo gruppo con Fiesoli condannato, eccetera, i ragazzi venivano violentati, torturati, eccetera, eccetera. Dopo tanti anni finalmente ne è uscito fuori, ma ancora adesso molte cose sono nascoste. Un'altra setta è quella delle bestioline di Novara. Vicino a Novara c'erano delle ragazze chiamate la setta delle bestioline perché le ragazze venivano chiamate con dei nomi di animali. Non so, la Capretta, pecora. la capretta, c'è l'ochetta, eccetera, eccetera. Queste ragazze venivano iniziate da bambine, da 7 anni, la zia ventenne portava questa bambina a casa della maman, della donna del santone, chiamato il dottore, che doveva essere introdotta all'arte sessuale, quindi maneggiava oggetti fallici di gomma per cominciare a vedere come si agiva e guardava. Soltanto a 9 anni poi c'era la violenza vera e propria con la penetrazione della ragazzina da parte di questo dottore, che aveva una grossa villa a Cerano, in provincia di Novara, e per 20-30 anni ha operato. Sa come è andata a finire la cosa? Che al primo grado di giudizio sono stati quasi tutti assolti per decorrenza dei termini. E molti altri perché nel frattempo era morto. Il dottore infatti era morto nel frattempo, il capo di questa setta. C'erano tutti personaggi molto influenti che organizzavano vere e proprie orge con le ragazzine, anche a sfondo sadomaso, anche se loro non volevano, e con l'utilizzo anche di animali. Quindi non vado oltre perché comunque già si può immaginare che scempio, no? Tutta questa storia. Per oltre 20-30 anni, senza che nessuno sapesse niente. Una ragazza aveva fatto una denuncia, ma era caduta nel dimenticatoio. 10 anni dopo, un'altra ragazza, la stessa ragazza l'ha fatto ad Aosta e lì l'indagine poi è partita ed è scoppiato poi il vaso di Pandora, no? Con tutto quello che è venuto fuori. Ma non solo, parliamo di un'altra setta, quella di Roma. Si chiama Re Maia. Era Danilo Speranza, questo signore, con tanti psicologi, tanti professionisti dentro. Quindi lui insegnava la felicità in questo centro, come tanti altri anche centri olistici, che non sono tanti yoga, che yoga non ci sono, perché si nascondono, non si presentano per quello che sono realmente, lo scopri dopo, col tempo. E quindi viene a vedere che questo santone poi si viene a scoprire che avrebbe inventato la macchina per togliere la fame nel mondo, usando la spazzatura per trasformarla in cibo, in farine. Ovviamente una truffa, poi lì è stato condannato per truffa. Questa macchina non si è mai vista come funzionava. Comunque lui si millantava anche questo. Ebbene, questo signore violentava 2 bambine di 10 e 12 anni per tanti anni, con l'aiuto di qualche compiacente signora che l'aiutava, perché aveva già una certa età e dovevano procurargli le famose pillole blu, no? Ecco. Le ragazze dice: non dire niente perché io con questo mio modo di fare, con questo mio liquido ti proteggo te, tua mamma, tuo padre, eccetera. Una delle due era già orfana di papà. Diceva: se non faccio questo poi morirà tua mamma, tu lo sai, vuoi che tua mamma muoia? No, e allora vedi, devo fare questo. Per fortuna è uscito fuori che una di queste 2 ragazzine, parlando con una
mica della mamma, si è sfogata e da lì poi è venuto fuori tutto lo scandalo. Il signore è stato condannato. Posso, Giovanni, scusami, Sì, volevo sì. tornare alla domanda di Gianluigi, perché tu ci stai citando tanti casi e credo che non avremmo, Ah sì, è vero, mi non son avremmo perso. limiti. Sì, allora Gianluigi, tu hai chiesto come si stanno comportando gli altri stati. In molti stati ci sono delle normative precise. Io volevo ricordare che il Consiglio d'Europa già nel 1996 ha emanato una nota per invitare gli stati ad almeno monitorare il fenomeno. E Sì. se in Italia c'è stata l'abolizione del reato di plagio nell'81, ad oggi non abbiamo nessun tipo di organismo parlamentare che si occupi di questo. Ecco perché la proposta di legge di Stefania Ascari è un punto di partenza per la quale è necessario sostenere questo bisogno. Noi abbiamo assolutamente necessità in tutte le regioni di avere un monitoraggio continuo, quindi i livelli sono diversi, nazionale e regionale, e soprattutto poi nel momento in cui si riuscisse ad avere una commissione dedicata e degli organi di verifica per il monitoraggio del fenomeno, a livello regionale abbiamo bisogno di una normativa che si occupi dell'assistenza delle persone che escono da queste vicende. Cito la legge che esiste in Friuli Venezia Giulia, che dà un minimo di sostegno psicologico, perché poi, appunto, come diceva Giovanni Ristuccia, è fondamentale un accompagnamento continuo e prolungato nel tempo per queste persone, perché sono persone fragili, con delle cicatrici assolutamente profondissime, perché risalgono alla prima giovinezza, a volte all'infanzia, perché questi personaggi abusano, sono dei veri e propri pedofili, protetti sotto tutti i profili, e queste persone, quando riescono e se riescono ad uscire, hanno bisogno di essere accompagnate in un percorso di inserimento sociale, ma soprattutto di recupero della propria identità, che, ripeto, è devastata in queste situazioni. Quindi, nonostante nel 96 il Consiglio d'Europa abbia emanato questa nota, non siamo ancora arrivati a nulla. Concludendo, io ti ringrazio infinitamente, ringrazio i tuoi ospiti, dai quali mi considero anch'io come ospite, per questo spazio, perché dobbiamo parlare assolutamente di questo argomento. Io so che Giovanni è sempre a disposizione, vero Giovanni? Tu vuoi dare l'indirizzo? Sì, volevo dire un'ultima cosa. Le associazioni adesso hanno un protocollo di segnalazione con la squadra mobile, la SAS, squadra anti-7, un corpo specializzato della Polizia di Stato, per fare le varie segnalazioni. Almeno questo già si è arrivato. Poi per il resto, per agire, come diceva Orietta Vanin, è necessario avere un'arma, perché anche i poliziotti possono finalmente mettere e arrestare queste persone. Perché adesso come adesso loro arrivano anche con le lacrime agli occhi e non possono fare nulla perché hanno le mani legate. Non c'è una legge che permette di poterli condannare e arrestare. Allora, io voglio dare dei numeri: 940467600032. Questo è il numero dell'associazione di Giovanni. Se volete dare il 5 per 1000, segnate questo numero sul CUD o sul 730. Ho fatto bene, Giovanni? Grazie Gianluigi, grazie mille. Va bene, ci risentiamo, grazie. È un tema appunto che nessuno ne parla, che si conosce poco. In effetti anch'io pensavo, ma ci sono ancora le 7? E evidentemente sì, esatto, e magari ne parleremo anche di altre forme. Mi sembra in Veneto 181. Ah, però. Oh. Non sono poche. No, esatto. Io direi di andare aiutateci a esatto. parlare e a fare informazione.
Mi Sì. permetto di salutare tutti, fare a tutti gli auguri di buona Pasqua e buone feste e ringrazio ancora Martina Longhi, Giovanni Ristuccia, te e Gianluigi e tutto il tuo staff, Roberto e tutte le persone che collaborano in questo senso, a risentirci quanto prima per altri approfondimenti. Un grazie veramente di cuore. Bene, Grazie anche da parte mia. grazie a voi. Ora Grazie a ci... voi, Grazie a ciao. tutti, grazie a te Orietta. Grazie. Prometto che ci vediamo presto. È un periodo che non me la sento. Scusami se ogni tanto mi perdo. Un mare blu, forse oggi è più blu, ma sogni colorati. Questa città ci risucchia dentro. Una cannuccia di carta con 4 pareti, dove teniamo il senso del tempo. Si respira a stento. Un mare blu, forse oggi è più blu, ma sogni colorati. Ma lasciamoci andare alla malinconia delle cose, alla bellezza di come piove, al potenziale di queste serate dove ci sembra già estate. Leva tutto il dolore di dosso. Leva questo dolore di adesso. Leva tutto il dolore di dosso. Questo dolore di adesso, questo dolore che ho addosso. Staremo bene, prometto che staremo bene, senza bisogno di ridere per compiacere, senza doverci ancora spiegare. E se ti va, piangiamo insieme, prendiamo a morsi quello che viene. Ogni cosa ha il suo sapore. Leva tutto il dolore di dosso. Leva questo dolore di adesso. Leva tutto il dolore di dosso. Questo dolore di adesso, questo dolore che ho addosso. Le vite normali ci fanno paura, lasciamoci incompiuti, come una promessa, come una casa, dove potremo abbattere i muri e cominciare da capo. Prometto che ci vediamo presto. Ogni tanto mi perdo. Un mare blu, forse oggi è più blu, ma sogni colorati. Tutto il dolore di adesso, tutto il dolore che ho addosso. Tutto il dolore di adesso, tutto il dolore che ho addosso. Tutto il dolore che ho addosso. Leva tutte le cose che adesso. Leva tutte le cose che adesso ti fanno più male. Partiamo senza pagarli in questo momento. Ti giuro che ci rivedremo presto. Eccoci qua, grazie a Umore Blu, che è l'ultimo brano, l'ultimo singolo pubblicato da Valentina Lattanzi del gruppo Le Ultime Parole Famose, che abbiamo con noi. Siamo andati con la nostra mongolfiera fino a Roma. Ciao Valentina. Ciao Luigi, ciao Roberto, grazie per avermi invitata e un saluto a tutti quanti. Allora, Valentina, l'ultimo singolo, per te cos'è questo Umore Blu per te? Allora, Umore Blu quando l'ho scritta mi sono ispirata a un po' di situazioni di persone che mi stavano vicino e anche mie personali. Per Umore Blu intendo il cosiddetto burnout, quindi ovvero quel sentimento che si crea, più che sentimento, quel momento in cui, come dire, scoppiamo letteralmente, emotivamente, a causa magari di uno stress continuo. Sì, il momento di debolezza, siamo passati dalle 7 dove c'è il momento di debolezza, certo, al tuo momento blu. Sì, esatto, che parla appunto di sia depressione che burnout, che è dovuta magari a un lavoro che
il lavoro, la società che comunque ci vuole sempre performanti, ma in realtà non siamo macchine, ma esseri umani. E quindi, come dire, a volte si va con il pilota automatico, però questa cosa non fa bene, è importante secondo me percepirsi, è importante sapersi ascoltare e soprattutto in questa canzone per me è importante parlare sì di dolore, ok? Però di condividere il dolore, di parlare di queste cose, perché insieme siamo più forti. Ma questo nasce da un'esperienza personale, questo... Sia personale che di persone accanto a me, perché Mm. comunque io cerco sempre di ispirarmi soprattutto di ciò che mi circonda, perché altrimenti trovo limitante parlare solo di me nelle canzoni. Ascolta, tu non sei da sola, cioè, le ultime parole famose. Questa idea di questo gruppo? No, in realtà è il mio nome d'arte. Ah, il tuo nome d'arte, Sì, ecco, io pensavo fosse il gruppo, le ultime parole famose. succede, è Ascolta, il e mio come nome mai le d'arte. ultime parole famose allora? Perché Ecalla era un po' troppo romano, quindi dovevamo riassumerlo, cioè, e soprattutto renderlo più italiano, io e il mio Mm. produttore Zibba. E visto che sono una persona molto maldestra e non lo so, mi sento un po' la reincarnazione di Staliolio, Mr. Bean, Fantozzi, chi più ne ha più ne metta, ehm, ho pensato a questo nome d'arte, anche lui mi fa no, è perfetto, sei tu. E quindi le ultime parole famose, anche perché comunque a parte gli scherzi, che poi scherzi non sono seria, ahimè, è una cosa che cioè, fa parte di me l'essere molto autoironica e cerco anche di inserirla spesso nelle mie canzoni. Umore blu non è autoironica, però le altre sì. Ascolta, tu fai musica e parole, brani, ti viene meglio prima scrivere il brano oppure prima scrivere la musica? Allora, in realtà dipende, non è Ah. una cosa che cioè a volte addirittura tutte e due insieme, ci sono delle volte che le canzoni hanno veramente bisogno di tempo, quindi magari mi trascino una melodia al pianoforte addirittura per qualche anno e ci metto tanto a scrivere un testo, a volte scrivo un testo e poi viene la musica, altre volte poi viene la magia, il miracolo lo chiamo, che tipo metto rec, mi registro e addirittura le parole e la musica mi vengono mentre improvviso. Quindi dipende, il processo non è mai lineare. Quando scrivi le parole, le cerchi o aspetti che vengano da sole? Aspetto che vengono, però devo ammettere che tutti i giorni cerco di scrivere sempre, perché anche Stevie Wonder, che per me è un grande della musica, scriveva tutti i giorni, perché comunque il cervello è un muscolo, la creatività è un muscolo e quindi penso che bisogna allenarla. E quindi ogni cosa che vivo e che ascolto la scrivo. Anche per dire, cammino per strada, una persona al telefono dice una frase, mi piace, la scrivo, poi la lascio lì sedimentare e magari poi succede qualcosa, magari no. E infatti ho le note piene, ho il telefono pieno, la mia memoria sta esplodendo. Però ecco, quindi sì, così. Tu pensi che sia importante, quanto è importante per te non essere perfetti? È importantissimo. Allora, io ho scritto anche una canzone su questo che si chiama Kintsugi, che è una filosofia e Dopo, un'arte dopo lo metto, ce l'ho. giapponese. Ah. Esatto, Vedi, che ti parla legge, Gianluigi ti legge. esatto nel pensiero, In che parla effetti proprio di volevo questo. chiederti anche il punto, il perché di questo titolo. Allora, poi sarò onesta, io scrivo le canzoni, ok? Anche Kintsugi parla del fatto che la bellezza dell'essere imperfetti, no? Cioè a me questa cosa dei giapponesi che per dire, un vaso si rompe, lo riattaccano i pezzi attraverso questa colla e questa polverina d'oro e quell'oggetto anche a livello economico di mercato aumenta di valore perché è un po' un sinonimo della resilienza. A me questa cosa mi ha affascinato tantissimo perché noi occidentali tendiamo sempre a nascondere le crepe, no? Però in realtà ogni crepa è unica a se stessa e infatti i nostri traumi, le nostre imperfezioni, cioè siamo noi e ci rendono unici.
E questa cosa comunque, cioè, è come dire, l'ho capita, c'ho scritto una canzone, però onestamente tutti i giorni li dico con la perfezione, perché alla fine io amo l'imperfezione degli altri, ma mi vorrei perfetta, ma io sono la persona più imperfetta del mondo. Quindi diciamo che è un reminder questa canzone anche per me. Ma forse essere perfetti vuol dire essere imperfetti alla fine. Cosa dici? Eh sì, ma è una lotta impossibile essere perfetti, ma anche che scatole, cioè nel senso che noia, no? Essere perfetti. Eppure ci ricasco sempre. Quindi ecco, ok, scrivo le canzoni, però devo dire che non vuol dire che ho capito tutto della vita, anzi, cioè, scrivo delle cose, ma servono soprattutto a me. È un po' terapeutica per me la scrittura, ecco. Quanto è importante l'arte, cantare per te? Tantissimo, perché mi permette di percepirmi, appunto, anche grazie alla scrittura, a percepire cose che io non riesco a dire a parole, che nascondo sotto il tappeto, ed è uno sfogo. Sì, uno sfogo, è importante, è il motivo per cui riesco a svegliarmi la mattina, cioè è importantissimo. Ascolta, tu hai iniziato, leggo dai comunicati, nel 2023 con questo, no, col debutto discografico, con la collaborazione di Zippa e pubblichi il singolo FL, leggo. E dal 2023, insomma, non sono passati, siamo nel 2026, insomma, la tua produzione però sta andando abbastanza avanti. Vedo che hai prodotto altri tanti brani, Luci Rossi, Come restare, Sì. Fuori sede, Cemento. Sì, al momento abbiamo fuori, se non sbaglio, 10 canzoni, 10 brani. Ho fatto uscire un EP di queste 10 canzoni che si chiama Bordoline. Sì. E dentro ci sono 3 brani. Adesso faremo uscire un altro EP che uscirà il 22 maggio. E sì, sono molto contenta di aver iniziato a espormi, perché io in realtà sono una persona molto timida, quindi la conoscenza con Zippa, che ormai oltre ad essere un produttore è un amico, un fratello, cioè anche, come dire, un maestro di vita oltre che di musica. Cioè sono veramente grata perché mi ha proprio preso per mano, perché la mia timidezza, come dico un FL, che sta per felpa larga, non mi fa fare nulla di completo, no? E mi ha preso per mano e dalla cameretta in cui mi cimentavo col pianoforte a scrivere, piano piano adesso tra i live appunto e le uscite sto uscendo fuori. E è un bel percorso. Sì, Sto facendo anche i un bel video, percorso. anche i video sono molto belli, ben curati, Grazie. molto interessanti, insomma. Invito tutti a seguire le ultime parole famose, così, no? La tua pagina, il tuo canale YouTube, dove si trovano appunto questi video che a noi mettiamo anche questa sera, abbiamo messo, tra poco metterò anche Kintsugi, che attività prossime, beh, suppongo che ci sei su tutte le piattaforme audio musicali, no? Anche se rendono poco tutte le altre. Sì. Sì. YouTube l'ho aperto da poco come canale. Su Instagram il progetto è iniziato su Instagram e non sono una persona molto tecnologica, vi dico la verità. Però piano piano, cioè sono tecnologica nella musica, le mie produzioni, ok, ma per quanto riguarda i social, fosse per me butterei il telefono e via. Però mi rendo conto che non sono nata nell'epoca sbagliata, cioè giusta, ed è importante. Quindi sì, mi trovate come le ultime parole famose, tutto attaccato perché bisognava insomma prendere un po' di spazio, che è già molto lungo il nome. E sì, mi potete trovare in qualsiasi piattaforma digitale, YouTube, Spotify, Amazon Music, bla bla bla. Esatto. Va bene, Valentina, grazie Grazie a voi. questa chiacchierata che abbiamo fatto. Cioè, in bocca al lupo per tutto. Se hai novità, scrivici pure, mandaci pure il link che noi li mettiamo volentieri. E come si dice a Roma, viva il lupo. Sì, ma anche da noi. Grandi. Ma da voi avete anche la lupa, no?
Sì. Li ha salvati Romolo e Remulo, perché li Eh, dobbiamo far crepare? Vabbè, esatto. grazie Va ragazzi, bene, è grazie stato un Grazie a te. piacere. Valentina, grazie Grazie, mille. ciao. E Buonasera. ora ci sentiamo Ciao. nel Suggi. Mille anni luce di oro su queste ferite, dentro un buco nero, un temporale passeggero, lampioni che sembrano UFO, sospesi nel loro equilibrio. Respira che passa l'ansia, ma l'elefante è già nella tua stanza. Andiamo giù, tutte le volte cadiamo giù. Tranquillo dai, saliamo sempre, se andiamo giù. Un'altra crepa che rende forte, riparti su. Non è facile stare qui. Cocci sparsi sulla via del ritorno, per quanto male faccia ti ricordi il percorso, che ci manchiamo sempre come ore di sonno, e ci rompiamo apposta per riaggiustarci un giorno. Sorriderà quando tutto scoppierà, come la terra in equilibrio da sola, e non tornerò come chi se ne va. Da lì fuori c'è il mondo, forse non lo sai ancora. Andiamo giù, tutte le volte cadiamo giù. Tranquillo dai, saliamo sempre, e se andiamo giù. Un'altra crepa che rende forte, riparti su. Se non è facile stare qui, e non si tocca mai, non si tocca mai. Abbiamo sentito anche la nostra Valentina Lattanzi, un attimino che riprendo dove siamo, beh, mettiamoci questa. E basta Roberto, abbiamo, ecco qua, il Perseghi, sto mettendo la foto di Perseghi dove ci sei tu e anche Davide. Quindi, aspetta che ti accendo anche il microfono, ecco qua, quindi ci sentiamo domani con Perseghi. Domani alle 18. Alle 18, diciamo anche che abbiamo come ospite, ma sì, dai. Diciamolo, vai. Dai. È Marco Favaro, un ambientalista storico di Caorle, lavora a Venezia e è laureato in scienze ambientali. Sì, quindi parleremo di ambiente e vediamo cosa verrà fuori. Quindi allora appuntamento domani alle 18 con Perseghi e martedì prossimo con la nostra consueto programma Il Giro del Mondo in 80 giorni. Mandiamo la sigla, sicuramente probabilmente rientrerà anche Rossella martedì prossimo. Perfetto. Ciao a tutti, a martedì. Ciao Roberto e grazie. Ciao Gianluigi, grazie a te. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo.